non sia razionale il come ci mettiamo così a rischio. È come se avessi una calamita che ti tira. L'Ardia è totalizzante. È un'esperienza che non ti capita ogni giorno. Questa consolante dello Spirito di Cristo, preghiamo. Non posso dire se sia una droga, se sia una malattia, se sia... non lo so cos'è. Però so solo che ci muove, c'è come uno spirito molto forte, è un sentimento, è fede. Quando vai a provare, i giorni prima è tutto diverso perché ci sono meno persone, non ci sono gli spari, non ci sono tanti cavalli. Irlanda, come dico dell'Irlanda, del Buona Questa. Irlanda. Ma bene di all'altro, lo fanno nei compagni. Chiaro, chiaro, limpido, chiaro e cuore. Allegria, allegria, strada della Villa Maria. Ti ha fatto l'inchino. Cambiano le carte in tavola. Ma voi tanto siete in sardi? Ma rispondi a suo santo in sardo. Ah, rispondia. Tante su voi per lo scala, la divina Tocca a me. Il cavallo è un animale che ti fa affezionare. Bene caro, Diventa uno della famiglia. Praticamente, vabbè, la passione c'è da piccoli, poi con i cavalli. Se sei nato in mezzo ai cavalli, assedilo. Difficile che non ti appassioni all'Ardia o... Cavallo e cavaliere sono un tutt'uno, non li puoi dividere. Qualcosa che ti rapisce, che ti attira, che devi per forza andare. Prima tutto l'anno dico, ma sì, quest'anno non ci vado più. Però poi quei giorni, quando arrivano questi giorni, poi non ce la faccio a cominciare, è più forte di me. Ce l'abbiamo nel DNA. La voglia, la convinzione, quando è superiore riesce a sovrastare tutto il resto e così ti ritrovi lì. Si percepisce l'impulso, il carattere indomito dei sardi, dei sedilesi in questa circostanza. E una volta che sei lì, senti il tuo cuore, quello del cavallo che sta sotto, andare a 3000. Lui scalpita, vuole andare, ti dice col corpo, tremando, andiamo, lo senti, però lo devi trattenere. Penso che in quell'istante la vita si fermi, è come un blackout.
Non è una semplice corsa a cavallo. No, perché l'Ardia è anche aggressività. È tutto un mix di sensazioni. L'udito, l'olfatto, il sentire la polvere, il sentire l'odore del cavallo che c'è sotto, delle persone, il sole, il caldo. Non lo so, io non l'ho mai davvero provata prima questa sensazione. Avevano fede, ma non ci furono solo fede, ci furono anche speranza e carità. Ma avete già fatto, no? E ci furono anche le gambe e la testa. Quando sei al Marco, pensa a pungere e si abita tua che deve salvarmi. Intrisa di un mix di emozioni, contentezza, tristezza, agitazione, tensione. In certi momenti mi sembrava anche di impazzire. L'Ardia penso che sia Ardia proprio per tutte queste componenti.